Insediato a Udine, nuovo questore Alfredo D'Agostino al posto di Manuela De Bernardin Stadoan, arriva da Lecco. Udine città ordinata, dice necessario intervenire in alcuni quartieri in diverse zone della provincia. Varato dalla Regione il programma Immigrazione, soldi ai comuni per i minori non accompagnati, progetti antiradicalizzazione e integrazione scolastica. L'assessore Roberti incontra la 4ª commissione consiliare. La Giunta Comunale di Udine prende posizione sui servizi di mensa scolastica in città, 300.000 euro in più per l'azienda che vincerà il nuovo bando e nuove regole per la provenienza dei prodotti. Esplode la polemica sulla festa degli uomini di Monte Prato che lancia la gara di mangiatrici di banane. La Commissione regionale pari opportunità chiede di boicottare la serata. Zanin serve rispetto. Esordio di lusso per la UE Begesteco Cividale nel prossimo campionato di A2, il primo della sua storia. Sabato 1 ottobre, apertura del campionato al Palagesteco contro Chieti, Appu, domenica in trasferta a Ferrara. Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Il nuovo questore di Udine, Alfredo D'Agostino, ha promesso maggiori controlli e sicurezza non solo nelle aree più calde della città come Borgo Stazione, ma anche a Lignano Sabbiadoro. Garantire i migliori standard di sicurezza non solo di Udine ma anche dell'intera provincia, con un occhio di riguardo a Lignano in particolar modo in vista del Ferragosto. Si è messo completamente a disposizione del territorio il nuovo questore di Udine, Alfredo D'Agostino, promettendo un'attenzione particolare alle zone più calde della città come Borgo Stazione, dove la percezione della sicurezza tra i cittadini è piuttosto bassa. Diversi temi da affrontare, oltre a quello del contrasto alla microcriminalità e lo spaccio di sostanze stupefacenti. Una città ordinata, pulita, di un elevato senso civico evidentemente, che richiederà un impegno particolare per garantire appunto degli standard in termini di sicurezza che siano all'altezza della situazione. Finiscono in procura gli incendi divampati nei giorni scorsi sul Carso Goriziano. L'ipotesi è che siano di origine dolosa. La Procura della Repubblica di Gorizia nei giorni scorsi ha aperto un fascicolo contro ignoti per incendio doloso. Si tratta di un atto dovuto che consentirà di cercare di fare luce sulla seconda parte dei roghi che hanno divorato alcune migliaia di ettari di bosco sul Carso. Quanto al primo incendio, anche grazie all'immagine di un satellite, è stato accertato che l'innesco è stato casuale, dopo il passaggio di alcuni treni lungo la ferrovia. Si ipotizza possano essere state scintille scaturite dall'azione dei freni dei convogli. La polizia scientifica ha anche analizzato alcune bottiglie rinvenute non lontano dal secondo rogo. I rilievi hanno dato esito negativo. In Consiglio regionale la 6ª Commissione ha discusso del programma Immigrazione presentato dall'assessore Pierpaolo Roberti. Tra i temi principali: supportare i comuni con i minori non accompagnati, evitare la radicalizzazione e aiutare l'integrazione scolastica. L'obiettivo è di presentare una legge che metta ordine entro ottobre, ma al momento si procede con il programma Immigrazione, un documento dell'assessore Pierpaolo Roberti, il quale sottolinea che arriveranno risorse per i comuni che devono seguire i minori non accompagnati e poi progetti per evitare la radicalizzazione dei soggetti a rischio e l'integrazione scolastica per supportare chi non parla l'italiano. C'è un focus sulla rotta balcanica. FVG contro la tratta, andiamo a implementare le collaborazioni con gli altri organi istituzionali preposti sul controllo di questi fenomeni per poter prevenire e contrastare lo sfruttamento. Il provvedimento ha visto il voto contrario del centro-sinistra, che lo definisce un piano senza novità, dove ci sono poche azioni. Quello che manca qua dentro, proprio perché manca una programmazione triennale e quindi un'idea complessiva di come la Regione voglia interfacciarsi con tutte le persone straniere che vivono sul territorio, non solo facendo la semplificazione che gli stranieri sono i richiedenti asilo. Un altro aspetto dell'immigrazione è quello legato al mondo del lavoro, una querela politica arrivata davanti alla Corte Costituzionale. È polemica in Friuli Venezia Giulia sulla norma regionale che prevedeva una modulazione degli incentivi a sostegno dell'occupazione in base al tempo del domicilio fiscale in Friuli Venezia Giulia. La Corte Costituzionale l'ha bocciata, aprendo un nuovo fronte al dibattito politico.
Le sentenze si rispettano. Io continuo ad essere convinta, l'amministrazione regionale continua ad essere convinta che i fondi di questa regione vanno e debbano andare in primo luogo a chi in questa regione sceglie di passare la sua vita, investe e fa crescere i suoi figli. Con questa sentenza la Corte Costituzionale ci ha di fatto messo nell'impossibilità di aiutare i cittadini del Friuli Venezia Giulia a poter essere riassorbiti dal nostro tessuto produttivo. Per quanto mi riguarda, i soldi delle tasse dei cittadini di questa regione devono servire ai cittadini di questa regione in primis. Alle posizioni della maggioranza ribatte l'opposizione. La Corte Costituzionale ha detto che è assolutamente iniquo legare quel tipo di contributo a un fatto che nulla ha a che fare, e questo era esattamente l'argomento che noi avevamo utilizzato in passato per contrastare questa decisione della Giunta Federica, e ieri appunto anche la Corte Costituzionale ci ha dato ragione. Saranno celebrati giovedì nel Duomo di Belluno, sua città natale, i funerali di Omar Monestier, direttore del Messaggero Veneto e del Piccolo, scomparso ieri a 57 anni. A darne notizia sono stati la moglie Sara e 4 figli che hanno ricevuto testimonianze di vicinanza e di affetto da ogni frangia della società civile e politica. Nelle scorse ore a questo cordoglio si è unito anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che ha inviato alla famiglia un telegramma di stato a lutto. Profondamente colpito per l'immatura scomparsa di Omar Monestier, si legge nel testo, di cui ho avuto modo di conoscere e apprezzare la dedizione e la correttezza professionale. La cronaca, un violento incendio ancora in corso ha distrutto un'abitazione a 3 piani in via Diaz a Chions. La casa, andata a fuoco già 2 mesi fa, è andata completamente bruciata. Il rogo, partito alle 13:30, ha interessato anche la vicina abitazione dove abita una famiglia di indiani. Sul posto hanno operato numerose squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri, nessuna persona è rimasta coinvolta, evacuati 2 nuclei familiari. Gravi disagi dalle 2 alla tarda mattinata di oggi sulle tratte ferroviarie Venezia-Trieste e Trieste-Tarvisio a causa di un guasto ai sistemi di gestione della circolazione, spiega Trenitalia. Il traffico ferroviario è stato fortemente rallentato, alcuni convogli sono stati soppressi da Cervignano a Trieste. Il guasto ha causato ritardi da 50 minuti a oltre 70 minuti per i treni ad alta velocità, mentre i convogli Euronight regionali hanno registrato ritardi superiori alle 2 ore. La situazione è tornata a regolare dopo le 11 di questa mattina. Nuove violenze ai danni dei lavoratori del trasporto pubblico locale. Ieri sera il capotreno e il macchinista del treno regionale Trieste-Villa Opicina sono stati malmenati da un viaggiatore non appena giunti con il convoglio nella stazione di confine. Entrambi sono stati strattonati, picchiati, graffiati. Ad avere la peggio è stato il macchinista che era intervenuto a difesa del collega e che è dovuto ricorrere ai punti di sutura. Sgomenti i sindacati di categoria che ribadiscono l'urgenza di trovare soluzioni e invocano l'immediata apertura di un tavolo con Prefettura, Regione e Trenitalia. Un'autogru è andata completamente distrutta dalle fiamme che si sono sviluppate lunedì sera, poco prima delle 21 a Gonars, in una zona di campagna adiacente a Via dei Molini. In quell'area sono in corso lavori di posa delle condutture per il metano. Sull'episodio sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Palmanova e dei vigili del fuoco. Non si esclude il dolo. Un uomo di 29 anni è stato arrestato dai poliziotti della questura di Udine per una doppia rapina commessa ai danni dello stesso supermercato. Rapina per 2 volte lo stesso supermercato e pur essendo agli arresti domiciliari non ha per la porta di casa i poliziotti. Con queste motivazioni nei confronti di un cittadino italiano di origini straniere di 29 anni, gli agenti delle volanti della questura di Udine hanno eseguito un ordine di carcerazione. L'uomo lo scorso autunno era stato arrestato per una rapina commessa in un supermercato di Udine. Per assicurarsi la fuga con alcuni generi alimentari non pagati aveva spinto a terra col pendolo un addetto alla sicurezza prima di essere bloccato dai poliziotti intervenuti. La successiva attività in ufficio aveva consentito di attribuirgli un altro furto eseguito nello stesso supermercato e altri 2 reati analoghi a seguito dei quali gli era stata comminata la pena di 2 anni e 4 mesi di reclusione in regime di detenzione domiciliare. Con provvedimento del 30 luglio il magistrato di sorveglianza ha disposto la sospensione della detenzione domiciliare ordinandone la carcerazione. Anche lunedì 1 agosto, peraltro, l'uomo non aveva aperto la porta della propria abitazione agli agenti, costringendoli a scavalcare il cancello, ponendo loro resistenza una volta raggiunto, comportamento per il quale è stato deferito all'autorità giudiziaria competente.
Spettacolare incidente nel pomeriggio in A4 tra Latisana e Portoguaro in direzione Venezia, in prossimità del ponte sul tagliamento. Una bisarca che trasportava auto, alcune particolarmente costose come Jaguar, Seat Cupra, si è staccata dalla motrice. Il rimorchio ha sfondato il guardrail, mentre le macchine trasportate a causa del violento impatto sono andate quasi completamente distrutte. Numerosi disagi alla viabilità con forti rallentamenti che si sono risolti soltanto nel tardo pomeriggio. Sul posto, oltre alla polizia stradale del COA, i vigili del fuoco per le operazioni di messa in sicurezza. Incidente stradale questa mattina sul ponte di Tremeacque a Pasiano di Pordenone. Per causa del vaglio della polizia locale sono scontrate 2 auto, una Tesla e una Golf. Il bilancio di una persona ferita, non in maniera grave. A perdere il controllo sarebbe stato il conducente della Golf, andando a impattare con la Tesla che proveniva dal senso di marcia opposto. Sul posto, personale del 118, l'ambulanza, l'elisoccorso e la viabilità è rimasta bloccata per più di un'ora. Un carnico è stato soccorso nelle scorse ore a Forni di Sopra dopo essere rimasto ferito all'interno della forra della Tolina. L'escursionista è stato colpito dal rimbalzo di una corda in tensione, procurandosi un forte trauma toracico e la rottura delle costole. Dopo l'allarme l'uomo è stato raggiunto dalle squadre del soccorso alpino, dai soccorritori della Guardia di Finanza giunti a supporto dell'elisoccorso. Con una lunga vericella di circa 80 metri è stata calata nella forra l'equipe tecnico sanitario. L'infortunato è stato quindi recuperato e ritrasportato in ospedale. Ferito in condizioni serie un uomo caduto malamente questa mattina a Paularo. Il carnico è precipitato da un muretto della propria abitazione dall'altezza di circa 4 metri. L'impatto al suolo è stato violento. Dopo l'allarme sul posto sono giunti i sanitari del soccorso regionale coadiuvati dagli uomini del soccorso alpino di Forni e Voltri. L'infortunato è stato adagiato nella barriera spinale e poi trasportato in ospedale. Furto alla Italfrutta di via Agricoltura a Udine. Ignoti, dopo aver scardinato un infisso, sono riusciti a rubare la cassaforte all'interno del quale c'erano 8.000 euro. A Pradamano invece da un'abitazione sono stati sottratti 6.000 euro tra denaro e mulini d'oro. Indagano i carabinieri. Ed ora andiamo a Trieste, dove i carabinieri hanno individuato in città 3 case in cui si tenevano incontri con prostitute. L'indagine è cominciata dalla denuncia di un cittadino che diceva di essere stato ricattato da una donna dalla quale era stato cliente. I 3 appartamenti in cui si alternavano diverse prostitute, tutte straniere, erano di proprietà di 2 cittadini triestini che nel tempo avrebbero riscosso ingenti affitti, anche se dai contratti non vi risultava nessun affittuario. Rimane chiusa la strada del Vallone da Gorizia a Trieste, dove si stanno effettuando i lavori di messa in sicurezza, soprattutto il taglio degli alberi resi pericolanti dagli incendi degli giorni scorsi. Non è ancora possibile dire quando la statale 55 potrà essere riaperta. Si continua a lavorare per la messa in sicurezza della strada del Vallone, la statale 55 che da Gorizia porta a Trieste, per consentire non solo la sostituzione della cartellonistica e delle barriere rovinate dagli incendi dei giorni scorsi, ma soprattutto il taglio degli alberi pericolanti. È necessario che gli enti proprietari provvedano al ripristino delle opere della segnaletica di propria competenza, catare infragenti ed altri, e soprattutto che vengano abbattuti tutti gli alberi che insistono direttamente sulla strada e che se sono pericolosi per la circolazione. Non è ancora possibile però stabilire quando la statale potrà essere riaperta. In questo momento non è il caso di fare previsioni perché quest'opera è piuttosto complessa e bisognerà poi verificare anche e soprattutto lo sviluppo dell'incendio, che speriamo rimanga sotto controllo. ANAS, FVG Strade e comuni si sono messi all'opera per tagliare le piante nei tratti di loro competenza. Anche i privati sono interessati dalle operazioni. I sindaci dei comuni di Doberdò e di Savogna hanno emesso un'ordinanza per imporre ai privati proprietari dei terreni prospicienti la strada l'abbattimento degli alberi che il servizio forestale regionale ha individuato come pericolosi. Veniamo ai dati di oggi della pandemia. I nuovi casi sono 1.838, sono stati rilevati con 9.852 tra tamponi molecolari e test antigenici. I ricoveri in terapia intensiva sono 4, mentre le persone ricoverate in altri reparti 276. Si registrano 5 decessi, 1 a Gorizia, 2 a Pordenone, 2 a Trieste. La pagina economica, le generali hanno presentato questa mattina i conti del primo semestre dell'anno che risentono della complessa situazione internazionale.
La Russia pesa sui conti del primo semestre delle Generali. Il colosso assicurativo ha chiuso i primi 6 mesi del 2022 con un utile netto di 1 miliardo e 400 milioni di euro, in sensibile calo, ben 9%, rispetto al primo semestre dello scorso anno, quando era stato di 1 miliardo e 540 milioni. L'utile sarebbe stato stabile se non fosse stato necessario fare delle svalutazioni sugli investimenti in Russia. Forte invece la crescita del risultato operativo, salito a 3 miliardi e 100 milioni, con un incremento del 4,8%. Siamo stati in grado di raggiungere questi risultati in un contesto di crescente incertezza geopolitica e macroeconomica, ha commentato l'amministratore delegato Philippe Donnet, che ha anticipato che di fronte alla crescita dell'inflazione, Generali aumenterà significativamente i prezzi dei propri prodotti assicurativi. Donnet infine ha confermato che è in corso l'operazione di acquisto di azioni proprie per un valore complessivo di 500 milioni e per quanto riguarda la situazione in Italia e le imminenti elezioni politiche ha spiegato che il gruppo è attento ma non preoccupato per quello che avviene nel nostro paese. Qualità eccellente dell'uva, una resa un po' più contenuta del normale, la siccità risparmia i vigneti del Coglio. Nel Collio Friulano la siccità e il caldo di queste settimane non hanno rovinato le prospettive dei viticoltori, anzi la vendemmia, che sarà anticipata di una decina di giorni, si prospetta positiva e la qualità delle uve appare eccellente. La siccità per adesso ne abbiamo sofferto moltissimo, anzi siamo arrivati a questo punto con un ottimo rapporto anche con l'acqua, perché alcuni acquazzoni li abbiamo avuti anche nei momenti ideali. Presumibilmente a fine di questo mese incominceremo con le varietà più precoci, Pinot Grigio con i Sauvignon. Una bella pioggia servirebbe per portarci avanti in maniera più serena e più tranquilla una vendemmia, perché effettivamente in questo momento incominciamo leggermente ad andare in stress idrico, cosa che probabilmente ridurrà un po' la produzione. Presumibilmente la resa sarà un po' più bassa del normale. Il problema maggiore riguarda invece il reperimento della manodopera. Come capita negli ultimi anni, sta iniziando di nuovo a esserci il problema della manodopera. Stiamo riscontrando grosse problematiche a trovare gente disponibile a venirci a dare una mano. Si apre uno spiraglio per uno dei punti di crisi industriale della regione. In un incontro svoltosi oggi in regione è emersa l'indiscrezione secondo la quale sarebbe per il momento rientrata la decisione di chiudere lo stabilimento tessile della Tirso di Muggia, che occupa circa 250 persone. La strada è quella di un provvedimento di ferie forzate che faranno slittare un'eventuale decisione definitiva a settembre. L'azienda aveva ipotizzato la chiusura della fabbrica a causa dei costi troppo alti dell'energia. Rizzani De Ecker si è aggiudicato una mega commessa in India e realizzerà un'opera sul mare che aiuterà a decongestionare il traffico della megalopoli di Mumbai. Arriva dall'India la commessa più importante nella storia di Deal, società del gruppo Rizzani De Ecker specializzata nella progettazione e realizzazione di macchine per la costruzione di opere infrastrutturali. L'ordine riguarda uno dei più importanti progetti autostradali del subcontinente, il Versovra Banda Sea Link di Mumbai, una mega opera sul mare che aiuterà a decongestionare il traffico della megalopoli indiana. Cuore della nuova sfida tecnologica sarà la realizzazione di 4 super macchine speciali per il varo dei conci prefabbricati che saranno prodotte nello stabilimento di Cargnacco. Un'ottima opportunità per le aziende della filiera meccanica friulana. Il valore del contratto è di circa 40 milioni di euro da completare nei prossimi 2 anni. Nel progetto è anche compresa un'opera iconica, un ponte con una luce di 150 metri per il quale la consociata locale Tensa India di Rizzani De Ecker fornirà gli stralli e provvederà alla relativa installazione. La beffa finisce al TAR, le azioni valevano oltre 132.000 euro, ma per un errore la Consap le ha concesso un indennizzo irrisorio. Ora la decisione dei giudici amministrativi. L'indennizzo richiesto riguardava azioni bancarie per oltre 132.000 euro, ma la Consap le ha concesso meno di 4.000 euro. Lei è ricorsa al TAR del Friuli Venezia Giulia che le ha dato ragione. La somma dovrà essere ricalcolata. La controversia risale al settembre 2021, quando la risparmiatrice si era vista accreditare sul conto corrente 3.973 euro quale indennizzo per quasi 3.000 azioni bancarie. La Consap, società controllata totalmente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, aveva
aveva calcolato la somma ritenendo che la donna possedesse il 10% del pacchetto azionario, come da lei indicato nella domanda. In realtà lei possedeva tutte le azioni, la percentuale era stata riportata in maniera non corretta. Ciononostante, la Consap si è rifiutata di ricalcolare l'indennizzo. Il giudice amministrativo ha dato ragione alla ricorrente. Nella documentazione consegnata dalla donna, la percentuale corretta era riportata in più parti. Per il TAR, la commissione tecnica aveva il dovere di accorgersi della discrepanza e di fare gli opportuni approfondimenti. La Giunta Comunale di Udine punta sulla qualità delle mense scolastiche e oltre a porre specifici paletti per l'utilizzo di generi alimentari locali incrementa di 300.000 euro il finanziamento annuale per la ditta che vincerà la gara d'appalto. La vecchia sede della prefettura di Udine fungerà da base operativa per la sfilata degli alpini del prossimo anno. Lo ha deciso la giunta comunale che in futuro dovrà anche stabilire quale sarà la possibile fruizione dello stabile. Nella riunione di oggi l'esecutivo comunale ha anche approvato il progetto esecutivo per il rifacimento delle finestre della scuola media Bella Vitis grazie ai fondi PNRR. L'intervento di 170.000 euro prevede l'utilizzo di materiali particolari per garantire un importante risparmio energetico, almeno 5 gradi in più a parità di consumi. I lavori cominceranno nei prossimi giorni. La Giunta ha anche stabilito un aumento di 300.000 euro all'anno per la ditta che vincerà l'appalto per gestire le mense scolastiche cittadine, delineando pure alcuni aspetti inderogabili per quanto riguarda la qualità e la provenienza dei prodotti. Novità anche sul fronte del lavoro. A breve sarà bandito un nuovo concorso per assumere a Palazzo Daronco figure professionali. Il sindaco a tal proposito ha lanciato un appello ai giovani affinché partecipino al concorso, portando l'esempio di alcuni collaboratori che andati in pensione continuano a prestare gratuitamente la loro opera. L'85% delle strutture alberghiere e di ristorazione della Regione ha la difficile ricerca di figure manageriali. Camere di commercio e Confcommercio regionali propongono l'istituzione di ITS per formare nuovo personale da assumere. L'85% di strutture alberghiere della ristorazione dichiara di avere difficoltà per reclutare personale di tipo manageriale. Da qui la necessità di creare degli ITS per formare nuove figure professionali, come evidenziato da Confcommercio e Camere di Commercio del Friuli Venezia Giulia, che hanno proposto all'assessore regionale Rosolen di avvalersi delle esperienze formative del vicino Veneto. Questi potrebbero essere specializzati su 2 aree, magari il settore alberghiero su Trieste con la ristorazione su Udine, perché le esigenze del nostro turismo sono diverse da nord a sud, da est a ovest. L'assenza che abbiamo oggi di manager e di figure di rilievo, quelle che comunemente si chiamano teste, porta le nostre aziende a non riuscire a creare tutta la potenzialità economica per se stesse e per l'intero territorio che hanno. Non solo, ma depauperano quello che è la capacità poi di formare le persone e farle crescere al proprio interno. Ci sono solo dati di numeri non assoluti, ma di percentuali di aziende del territorio che ricercano personale. Non c'è ancora una suddivisione della tipologia di formazione necessaria per entrare all'interno di queste aziende. È una scelta che serve al territorio, la Regione è disponibile a compierla, i compiti e gli obblighi, anzi i doveri, sono da entrambe le parti. Con agosto arriva il periodo tradizionale delle vacanze, dove andranno i friulani. C'è chi ha preferito la bassa stagione e chi punta solo qualche giorno, ma rimanendo in regione. Le vacanze dei friulani, tu sei già stata in vacanza dove? Sì, sono una studentessa, ho appena finito la maturità, quindi sono andata in vacanza di maturità a Barcellona. In Trentino, una settimana, sono andata a Lignano un po' con gli amici, adesso vado in Grecia 2 settimane con la famiglia. Abbiamo fatte quest'estate a Lignano, a giugno siamo andati. Scelto giugno perché costa meno, che per quanto tempo? Allora, siamo andati una settimana. E abbiamo la casa là, quindi era più semplice, ma anche perché c'era molto meno gente. Gli aumenti delle bollette, l'aumento del costo della vita, andare in ferie non è semplice purtroppo, una volta era più semplice. Andate in vacanza o no? Mettetevi d'accordo. No, non andiamo in vacanza, ci prenderemo 2 giorni solamente di montagna, però la vacanza classica non la facciamo. Montagna al mare? In montagna. In Friuli o fuori? Anche in Friuli, perché no? Tu sei pronto per le vacanze? Prontissimo, ormai è agosto, fa caldo, però chiaramente in Friuli abbiamo tantissime opportunità
Lignano la principale, Grado. Lignano è la prima scelta, esatto. E polemica sulla festa degli uomini in programma a Monteprato di Nimis. Vento di bufere in Friuli a causa della gara delle mangiatrici di banane organizzata a Monteprato di Nimis in occasione della Festa degli Uomini, manifestazione che dal 1977 si celebra ogni 2 agosto a fianco della Pieve paesana. L'evento ha scatenato l'ira di femministe, attivisti e politici locali e ha attivato una petizione che ne ha chiesto l'annullamento. Il can-can generato dal contest, che si terrà questa sera, ha finito per attirare la reprimenda del Presidente del Consiglio regionale e la richiesta di boicottare la competizione lanciata dalla Commissione regionale per le pari opportunità. È giusto rispettare le tradizioni, ma sempre nel pieno rispetto della dignità delle altre persone, ha affermato Piero Mauro Zanin. Iniziative, linguaggio, testi e immagini, ha sottolineato la Presidente della Commissione, Dusi Marcolin, devono sempre tener conto dei diritti di tutti, senza correre il rischio di denigrare, banalizzare, ridicolizzare ed esasperare il tema della sessualità. In Friuli è stato individuato il primo rifugio riproduttivo della nottola gigante d'Italia. La nottola gigante vive e sembra prosperare in Friuli. Negli ultimi mesi una recente scoperta riscriverà la storia del grande mammifero alato in regione. Nella bassa friulana, all'interno di un bosco recintato di circa 20 ettari, sono state censite circa 240 nottole. La scoperta è nata quasi per caso, ovvero consultando un libro fotonaturalistico sui boschi umidi presenti nella golena friulana, realizzato dalla fotografa estone Anne Marnum. Sfogliando un libro che è uscito l'altro anno, che si intitola Selva lupanica, ho visto le foto di una nottola gigante in volo che usciva da un albero, un pioppo tremulo, e abbiamo iniziato ad approfondire. La foresta planiziale si trova nel comune di Cervignano del Friuli, all'interno di un'azienda faunistica venatoria privata. La notizia sbalorditiva di importanza nazionale ed europea è proprio quella di essere riusciti ad individuare per la prima volta in Italia una nursery di una specie che si riteneva quasi estinta, una delle pochissime mai rilevate in Europa. Proprio per tutelare ed evitare l'abbattimento delle querce e dei frassini, i ricercatori hanno informato il servizio biodiversità del Ministero dell'Ambiente della Regione, chiedendo l'istituzione di un biotopo necessario a proteggere la nursery mista. Tra poco tutte le notizie sportive, adesso parlerà anche dell'esordio della UEB Gesteco di Cividale. Grazie per l'attenzione, arrivederci.